Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Nelle spiagge comunali di Catania, montagne di rifiuti abbandonati, l'indignazione dei bagnanti e lo stupore dei turisti. A Catania si torna a sparare, 3 episodi in pochi giorni. Il sindaco Trantino, il comune si costituirà parte civile. Nuova centrale di controllo per gli autobus della MTS, saranno monitorati in tempo reale per apportare correttivi lungo il percorso. Concerto da record per Vasco Rossi a Palermo, già venduti 74.000 biglietti per le 2 esibizioni della Rockstar, un indotto da 20 milioni di euro. Calcio, il Siracusa batte Enna per 3-1 nella finale play-off del campionato di eccellenza e sbarca in Serie D, festa in città sino a tarda sera. Buongiorno e benvenuti a questa edizione. Dunque si è ormai alzato il sipario sulla stagione balneare, ma le spiagge della Playa a Catania sono mortificate dal degrado. In alcuni casi è difficile trovare persino un posto pulito per poggiare il telo. Sentiamo Tonino De Mana. Dal mare ad una montagna di rifiuti. Guardate in quali condizioni si trova la spiaggia libera numero 1 e questa è la catasta, la montagna, come detto, di spazzatura. Tutto questo mentre alle mie spalle i bagnanti si godono una tranquilla giornata di sole. Sole e caldo ci sono, la spazzatura pure. Così alla spiaggia libera numero 1 della Playa è quasi impossibile trovare uno spazio pulito dove poggiare il telo da mare. Bagnanti esasperati che girano e rigirano per trovare il posto giusto, ma da queste parti e a giudicare dalle immagini il posto giusto non esiste. Agli occhi di tutti la spiaggia si presenta come una distesa di spazzatura, uno spettacolo degradante per una città a vocazione turistica dove il mare dovrebbe essere un'attrazione e non una mortificazione. Stessa spiaggia, stesso mare e purtroppo stessi rifiuti. Esattamente, ogni anno è sempre peggio, perché ogni anno la pulizia lascia desiderare. Adesso la mattina, io arrivo presto la mattina alle 7:30, 8 meno un quarto, ed è pieno di rifiuti. Adesso è passato l'addetto, però diciamo che ha fatto una pulizia sommaria, non come si deve. Umore nero per gli amanti della tintarella. Che non si dica che la spiaggia libera numero 1 è sporca, perché siamo noi a renderla sporca. È un'indecenza tutto. È anche pericoloso camminare perché ci sono cocci di vetro ovunque a terra. Assolutamente, ci dovremmo mettere le scarpe antinfortunistica. Ad onor di cronaca, l'apertura della spiaggia libera numero 1 era prevista lo scorso weekend, ma il maltempo non ha consentito le operazioni di pulizia, facendo slittare di fatto l'inaugurazione al prossimo fine settimana, con la speranza che nel frattempo l'arenile venga bonificato per poi consentire l'allestimento dei servizi e dell'area ristoro. Va leggermente meglio la situazione alla spiaggia libera numero 2, dove però stenta la raccolta differenziata che non decolla neanche alla 3. A microfoni spenti gli addetti alla pulizia lamentano l'esiguo numero di cassonetti e contenitori, ma dove ci sono si assiste ad un conferimento sui generis. Bidone per la raccolta del vetro stracolmo di carta e plastica, contenitore per la carta, stracolmo di plastica e tutto il resto. I gestori ce l'hanno i cassonetti giusti. Ovviamente se non si rispetta puoi mettere 100 cassonetti, ma se tu butti tutto dove ti viene prima. La gente che butta i bicchieri, le sigarette, il cavolo che sia, le bottiglie, insomma un po' di civiltà farebbe bene a tutti. L'auspicato cambio di passo non arriva e l'inciviltà regna sovrana in centro, in periferia e di spiaggia. Ma sabato sera in via Capopastore a Catania, a Roccaforte dello Spaccio, un'escalation di violenza su cui nei giorni scorsi è intervenuto anche il ministro dell'Interno Piantedosi, che ha partecipato ad un comitato per l'ordine e la sicurezza. Sulla questione a Catania ieri è tornato il sindaco Enrico Trantino. Il comune ha detto si costituirà parte civile. Sul tema della sicurezza, come lei ben diceva, abbiamo
noi posto una priorità e da questo punto di vista abbiamo già avuto delle risposte, perché notavo sabato sera, ho fatto un giro al centro storico, in piazza Teatro Massimo ho riscontrato la presenza di oltre 15 agenti di polizia e 10 carabinieri, a dimostrazione di un voler mantenere la parola data da parte nell'ultimo comitato provinciale per la sicurezza, da parte appunto degli organi preposti. In più dobbiamo anche noi dare delle risposte che siano anche simboliche, pertanto avendo avuto notizia di un processo a carico di 5 ragazzi che hanno compiuto fastidiosi atti di teppismo nei confronti di un ragazzo e l'hanno malmenato solo perché questo si era reso colpevole di avere provato a difendere 2 ragazzine dalle molestie di questi, bene, abbiamo dato mandato all'avvocatura comunale per costituirsi parte civile, perché noi l'intransigenza la dobbiamo manifestare anche attraverso atti compiuti, quale appunto la presenza in un processo per rispondere a chi crede che Catania sia territorio proprio. Mazzette in cambio di certificati di invalidità, 6 arresti a Palermo. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza cautelare di arresti domiciliari a carico di 6 persone indagate a vario titolo di corruzione e falso. Disposto anche il sequestro di circa 900.000 euro, che sarebbe il guadagno derivato dai delitti contestati agli indagati. Le indagini hanno svelato un giro di mazzette con al centro Agostino Genova, un dirigente dell'ASP di Palermo, presidente di alcune commissioni provinciali per l'invalidità civile, un medico certificatore abilitato dell'INPS all'inserimento dei certificati necessari all'avvio delle pratiche di richiesta delle invalidità e diversi intermediari che mettevano in contatto chi era interessato ai benefici assistenziali e i pubblici ufficiali corrotti. Secondo gli inquirenti, Agostino Genova, in cambio di denaro e regali, avrebbe redatto, anche usando documenti falsi, verbali di riconoscimento di invalidità senza verificare che i richiedenti ne avessero i requisiti. In alcuni casi gli attestati sarebbero stati rilasciati a chi non ne aveva diritto, in altri le tangenti avrebbero contribuito a velocizzare le pratiche. Gli investigatori hanno scoperto anche una sorta di vero e proprio tariffario con le cifre imposte dal dirigente medico per l'istruttoria delle pratiche. Torniamo a Catania, dove ci saranno operatori in grado di seguire il percorso cittadino degli autobus e di AMTS e di apportare eventuali correttivi per agevolare il percorso. Nasce infatti una sala operativa che punta anche alla sicurezza. Roberta Lunghi. Un cuore pulsante che da oggi sarà un ausilio importante verso l'efficientamento dell'operatività del trasporto pubblico a Catania. Quella che vi mostriamo è la nuova centrale operativa di AMTS, in grado di monitorare l'andamento quotidiano delle 45 linee cittadine e di riuscire ad apportare delle eventuali correzioni grazie allo sguardo dell'operatore impegnato, che può anche entrare in collegamento con gli autisti dei bus. Sostanzialmente vengono controllati intanto tutto il trasporto pubblico, tutti i bus vengono monitorati da qui e vengono verificate le frequenze e quindi il fatto che i bus possano essere in ritardo o in anticipo rispetto alla tabella programmata. E se il ritardo è identificato sul grande monitor centrale dal colore rosso, ci accorgiamo che purtroppo la puntualità dei mezzi al momento non è proprio una caratteristica predominante, come ci conferma l'ingegner Giovanni Santoro, responsabile di UOC ITS. Attualmente sì, sono quasi tutti mezzi in ritardo, chiaramente perché in causa anche congestione del traffico e quant'altro. Ed è lì proprio che avvengono le azioni correttive per migliorare sempre il servizio e dare sempre più corrette informazioni all'utenza. Oltre all'operatività, il sistema potenzia il fattore sicurezza grazie all'installazione di telecamere. Le videocamere all'interno dei bus, all'interno dei nostri parcheggi scambiatori e anche presso i siti dello sharing, quindi del bike sharing e del car sharing, ci aiuteranno a tutelare le persone che fruiscono ovviamente del servizio, i nostri operatori aziendali e anche un po' in generale il patrimonio aziendale. Il tutto in coordinamento con le richieste delle forze dell'ordine, che avevano sollecitato la possibilità di visionare le immagini ricavate dalle telecamere in caso di eventi legati al crimine. Questo è comunque solo il primo step, inaugurato oggi alla presenza del sindaco trentino, che porterà anche ad un sistema di semafori intelligenti volti a incentivare maggiore fluidità dei bus nel percorso cittadino. Ma il futuro è già domani e AMTS programma a giorni un piano di svolta
svolta per il sistema parcheggio in città con l'ausilio della tecnologia in veste di app. Un progetto in corso, il cosiddetto progetto Smart Park, che è già stato finanziato con i fondi del Pommetro ed è già stato appaltato. Proprio questo progetto prevede la creazione e l'installazione di tutti i parcometri intelligenti dove ogni utente inserirà il numero di stallo e la targa, e quindi indirettamente noi avremo la possibilità di monitorare in tempo reale la fruizione o meno dei parcheggi e così dare anche un'esposizione di questi dati e orientare il cittadino verso le zone della città dove si trovano in quel determinato momento dei parcheggi liberi. Il Consiglio Comunale ha revocato l'adesione alla Fondazione Taormina-Arte Sicilia. Sono stati 10 voti a favore della proposta del neosindaco De Luca. La minoranza, formata da 5 consiglieri, guidata dall'ex sindaco Bolognari, si è invece astenuta. Sono disponibile comunque, ha detto in aula De Luca, a riportare una delibera di nuova adesione alla Fondazione con modifica allo statuto che porti pari dignità di rappresentanza a Taormina e il conferimento dei beni di proprietà della Regione alla Fondazione, che siano in territorio comunale, come ad esempio Palazzo Ciampoli e non un albergo nei Colli Sarrizzo. Al momento non ufficialmente conferito. Segnali di distensione sono arrivati anche dall'opposizione. Le date dei concerti di Vasco Rossi a Palermo stanno polverizzando tutti i record siciliani di spettatori. Grande attesa, grande aspettativa. Sentiamo Maglio Viola. 74.000 spettatori in 2 giorni, 55.000 arrivi da fuori Palermo, alberghi adesso tutti al completo e una ricaduta economica per la città valutata in quasi 20 milioni di euro. Sono i numeri del doppio concerto di Vasco Rossi che giovedì e venerdì si terrà allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Il concerto apre la stagione dei grandi eventi e intorno all'area dello stadio c'è già chi si è accampato con enorme anticipo. Oggi si concludono le operazioni di montaggio del palco e domani arrivano gli addetti alla produzione del concerto, come ci conferma Carmelo Costa, organizzatore per la Sicilia. Si lavorerà incessantemente per essere tutto pronto giovedì prossimo, quando aspettiamo le prime 37.000 persone, il giorno dopo ce ne saranno altre 37.000 per un totale di 74.000. È superiore a ogni record siciliano, ma proprio superiore al doppio di ogni record siciliano. Già battuti dunque tutti i record, attesi 250 pullman che dovranno trovare posto all'interno dell'area della Fiera del Mediterraneo, allestita come grande parcheggio per l'occasione, o nel parcheggio pubblico di Viale Francia. Intorno all'area dello stadio già da mercoledì non si potrà accedere se non per gli addetti ai lavori, viabilità stravolta anche per i residenti. Abbiamo segnalato a tutte le autorità, comune, polizia stradale, insomma a tutti quelli che potevano essere interessati i flussi, cioè da dove arrivano queste persone. Per spostarsi verso l'area dello stadio saranno comunque disponibili navette speciali sia per i 20.000 palermitani che hanno acquistato un biglietto che per i 55.000 che arriveranno da tutta la Sicilia e da parte del meridione d'Italia. Un evento che testerà anche il sistema in vista di altri concerti. Già a fine giugno è atteso comunque quello di Radio Italia, ma la location è diversa, il Foro Italico. In quel caso il sistema d'ordine e viabilità potrà essere quello già sperimentato negli anni in occasione per esempio della beatificazione di Padre Pino Puglisi. Sottoposte a fermo altre 6 navi della flotta Caronte Tourist Isole Minori che servono appunto le isole Eolie e Ustica il 6 giugno scorso. 3 traghetti ritenuti non a norma per persone con disabilità erano già stati sequestrati dai finanziari di Palermo, sempre alla stessa compagnia. Le nuove acquisizioni sono ritenute necessarie per raggiungere la cifra decisa dal GIP di 29 milioni di euro del sequestro. Il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro dei 20 milioni nei confronti dell'AMAP di Palermo che gestisce la distribuzione idrica in città e in altri 47 comuni. I 700 dipendenti tirano un sospiro di sollievo. Roberta Lunghi. Prima uno spiraglio con il pagamento degli stipendi ai 700 dipendenti grazie a un intervento sullo sblocco della liquidità accettato dalla Procura ed oggi il sospiro di sollievo per la delicata vicenda dell'AMAP, l'azienda a capitale pubblico che gestisce il servizio di fornitura dell'acqua a Palermo e in altri 47 comuni. Il Tribunale del Riesame ha infatti annullato il sequestro da 20 milioni di euro a carico della società che era stato emesso dal GIP su richiesta della Procura europea. Tra 45 giorni le motivazioni
motivazioni. Il provvedimento riguarda il direttore generale Giuseppe Aragonese, 63 anni, e l'amministratore unico Maria Concetta Prestigiacomo, 70 anni, in carica fino al 2019, e il suo successore nell'incarico, Alessandro Di Martino. Sono indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche aggravata dalla qualifica di incaricati di pubblico servizio. Secondo le indagini, dei finanzieri avrebbero causato un danno superiore a 100.000 euro agli interessi finanziari dell'Unione Europea. Sollievo è stato espresso per il provvedimento da Carolina Varchi, vice sindaco con delega alle partecipate, poiché in tal modo si potrà far fronte, ha dichiarato, con serenità alla stagione estiva, che naturalmente destava preoccupazione nei tanti sindaci aderenti al servizio idrico integrato. La Varchi infine non ignora il fatto che l'esistenza di 2 procedimenti penali che riguardano la partecipata del servizio idrico siano in atto e che impone di dedicare particolare attenzione alla società, confidando nel lavoro dell'autorità giudiziaria, alla quale si è offerta fin dall'inizio massima collaborazione. Sono 218 i migranti sbarcati a Lampedusa dopo che 5 barchini sui cui viaggiavano sono stati soccorsi in area sarda alle motovedette della Capitaneria di Porto. Ieri sull'isola c'erano stati 17 approdi con un totale di 870 persone. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Ed eccoci di nuovo in studio. Il divo George Clooney in Sicilia, invitato al compleanno di un'amica, è stato avvistato fra l'altro a Marzamemi. Francesco Aloi. Il sole, il mare, il borgo di Marzamemi, questa è una delle mete preferite dai VIP, anche da George Clooney. L'attore statunitense è venuto in Sicilia per una festa. Charlotte Tilbury, tra le principali make-up artist, ha compiuto 50 anni. Così Clooney, con la moglie Amal, ne ha approfittato per venire qui. Lei è riuscita a strappare un selfie a George Clooney. Esatto. È stato praticamente, l'ho visto uscire dalla cialoma, nel momento in cui è uscito sono andata dritta verso lì e posso dire che è stata una persona molto gentile, non è da tutti, e nel suo poco italiano è riuscito a capire quello che io stessi dicendo. La loro passeggiata non è passata inosservata, tanti i selfie, le strette di mano e gli abbracci. È stata una cosa emozionante, sono rimasta incantata perché lui mi ha parlato, io sono riuscita a dire solamente ciao. Purtroppo non ero in servizio, era la sera, ma ho visto su internet le varie foto e video di lui che sfilava per Marzamemi. L'accoglienza meravigliosa me l'ha fatto lui a me. Si è presentato lui, sono Giorgio, e a un certo punto gli ho detto sì, ti aspettavamo, io sono Lina, e così è stato un bellissimo incontro tra me e lui e tutti i miei dipendenti. Poi il pranzo, naturalmente vista mare. In questo tavolo qua abbiamo apparecchiato per 8 persone, qui di fronte al mare, quindi mi sembra gli abbiamo dato una bella location. Cosa ha messo a tavola? Allora, come antipasto hanno preso del gambero rosso, del tonno rosso marinato agli agrumi, e poi come primo hanno delle taglioline al ragù di tonno, e poi ha voluto tutto pesce azzurro. E a fine pasto cosa le ha detto? Ha detto che eravamo beautiful. Questo è solo l'inizio, la Sicilia attira sempre e ancora l'estate deve iniziare. E andiamo in un altro scorcio bellissimo a Salina, dove è calato il sipario. Sulla 12ª edizione del Mare Festival, la kermesse cinematografica si è chiusa con un omaggio a Massimo Troisi, che con il film Il Postino rese l'isola famosa in tutto il mondo. Eva Spampinato. Massimo è rimasto nella mente, nel ricordo, ed è una presenza. Anna Pavignano è stata la compagna di vita e di lavoro di Massimo Troisi e nella serata conclusiva di Mare Festival, qui a Malfa, frazione dell'isola di Salina, che celebra l'attore napoletano scomparso nel 1994 con il premio Troisi, ha ripercorso la splendida carriera dell'artista. Sono stati fatti vari documentari, incontri, libri, insomma è bello che si senta questo suo essere fra di noi. Anna Pavignano è stata la sceneggiatrice di molti dei film di Troisi, da Ricomincio da 3, Morto Troisi, Viva Troisi, Pensavo fosse amore, invece era un calesse e Il Postino, candidato a 4 premi Oscar. Ci racconta come arrivarono alla scelta dell'isola di Salina per ambientare quest'ultimo film.
Bisognava trovare appunto dei posti che in qualche modo ricordassero quello che poteva essere il Cile. Né io né Massimo abbiamo mai visto il Cile, però questa atmosfera di isola, il libro si svolge in un luogo che si chiama Isla Negra, che non è un'isola, però comunque rende l'idea, cioè questi posti possono chiamarsi Isla Negra, no? Con questi colori così forti, con questi contrasti forti. In occasione del 70° anniversario dalla nascita di Troisi, ieri sera in Piazza Immacolata è stato proiettato il documentario Laggiù qualcuno mi ama di Mario Martone, docufilm che racconta il mito e la genialità di Troisi tramite materiali inediti, un percorso nella carriera di attore e di regista, ma anche in quella di uomo con il suo carattere schivo ma estremamente sensibile. Massimo Troisi è stato il cinema italiano negli anni '80, insieme a Verdone e Annuti sono i personaggi che hanno ritirato su il cinema in un momento in cui il cinema italiano non andava bene, dove si andava al cinema solo a vedere i capolavori internazionali, e gli dobbiamo tanto al suo modo così particolare, naif ma incisivo, di spessore di fare cinema. Insignito del premio Troisi anche l'autore e regista Massimiliano Bruno, che ha guardato insieme al pubblico l'ultimo episodio della sua saga Non ci resta che il crimine. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi la pagina sportiva. Ed eccoci di nuovo in studio. È morto in un ospedale palermitano ieri mattina l'ex attaccante del Palermo Tanino Troia, il bomber come lo chiamavano in tanti. Aveva 78 anni ed era ricoverato per complicazioni dovute all'aggravamento delle sue condizioni di salute. Gaetano Troia ha scritto la storia del Palermo a cavallo fra gli anni 60 e 70, indossando la maglia rossonero dal 64 al 66, con 20 gol all'attivo, e dal 68 al 73 realizzando 20 reti. Troia ha indossato anche le maglie di Brescia, Napoli, Bari e Catania. Ha lavorato poi come capo degli osservatori per il Palermo di Franco Sensi. In uno stadio sold out il Siracusa ha festeggiato la promozione in Serie D. Nella finale playoff ha battuto l'Enna. Vediamo il servizio. Siamo in Serie D! Ero là in quella stessa curva contro il Lanciano quando dovevamo andare in Serie B e alla fine non è andata come volevamo. Adesso siamo tornati in D, speriamo di sognare ancora in grande, questa società sembra seria finalmente. 1-1 all'andata, 3-1 al ritorno, il Siracusa ci ha creduto fino alla fine ed approda in Serie D. È stata una cavalcata importante, difficile, i ragazzi sono stati esemplari, è normale che sono estremamente emozionato perché vincere un campionato a Siracusa per me è un motivo di onore, di orgoglio, perciò l'emozione che ho provato oggi al fischio finale dell'arbitro è indescrivibile. Nel primo tempo sono i gialloverdi a prevalere, qualche occasione anche per gli azzurri, ma gli ospiti al 37esimo vanno in vantaggio. La firma è di Agudiak, lo stesso che segnò all'andata. Nel secondo tempo scende in campo un altro Siracusa, molte più palle gol, 3 quelle trasformate. Al 65esimo con Belluso pareggia i conti, 1-1. Poi Lena raddoppia, ma la rete viene annullata per fallo di mano. E al 75esimo con Archenna arriva il 2-1 per il Siracusa. 8 i minuti di recupero. A qualche istante dal triplice fischio, Palermo firma il terzo gol. In un De Simone sold out e festa grande. L'importante è arrivare alla fine, 3-1, poteva essere anche 4-1, 5-1, vabbè. Ma va bene così. Bravo Siracusa in Serie D finalmente! Siamo grandi! Comunque complimenti agli avversari innanzitutto perché hanno giocato una grande partita. Dallo stadio ad Ortigia, cori ed esultanza continuano. Intanto l'Enna spera nel ripescaggio. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.